Qui a Venissa abbiamo recuperato la Dorona, un vitigno antico veneziano. 500 anni fa veniva coltivato in parecchie isole di Venezia, addirittura nel centro storico di Venezia. C'erano alcune parti verdi dove veniva coltivato il vitigno, oltre agli orti tipici della laguna. Abbiamo riscoperto questo vitigno grazie ad alcuni pensionati che continuavano a coltivarlo in alcune isole. Ne abbiamo trovate 100 piante 8 anni fa, le abbiamo microvinificate e abbiamo potuto intendere che attraverso questo vitigno autoctono veneziano avremmo potuto riscoprire un'identità agricola viticola veneziana. Ma non solo, i pomodori, le zucchine, le melanzane, sono tutti prodotti che qui, col microclima della laguna di Venezia, raggiungono dei livelli qualitativi che sono non assolutamente sognabili in terraferma. Le isole, come sempre si sa, sono dei custodi di tradizioni culturali, ma in questo caso sono anche custodi di tradizioni agricole e viticole. È una grande soddisfazione aver raggiunto questo risultato, quest'uva, un'uva eccezionale. Dopo 500 anni torna l'agricoltura in una delle isole di Venezia, quindi della Repubblica Veneta, l'isola di Mazzorbo, l'uva Dorona, che dopo 500 anni ridà luce e ridà ovviamente una nuova produzione di vino. Ovviamente da un Veneto che conosce le grandi produzioni enologiche, da un Veneto che conosce questa leadership che ha, perché con i suoi 8 milioni di ettolitri è la prima regione produttrice d'Italia di vino. C'è anche da dire che con quest'uva vogliamo lanciare anche un grande segnale, che è il segnale di voler andare sui mercati con la storia dei territori, perché dietro ad ogni etichetta ci deve essere l'identità e la storia dei nostri territori. L'autoctonia in Veneto, ma in tutta Italia, ha la sua importanza sicuramente nel vitigno autoctono e nelle sue potenzialità di distinguere il vino che ne consegue. Va unita anche a un altro concetto di autoctonia, quello della tecnica. A Verona noi riusciamo a fare questo vino con le uve appassite, un sistema conosciuto fin dal tempo dei Romani. Ci danno un vino secco e molto più importante che non fatto con la semplice corvina. Quindi nuovamente, per distinguersi nei mercati mondiali dominati dai vitigni internazionali, Cabernet e Merlot, il Veneto e Verona mettono in campo l'autoctonia sia del vitigno che della tecnica. Oggi, primo giorno di vendemmia della Dorona qui al Venissa, abbiamo pensato di proporre delle semplici preparazioni a base di erbe spontanee e di prodotti del Cavallino. Dunque una parmigiana con melanzane veneziane, una trippetta di baccalà, una bruschetta con pomodoro cuor di bue profumato con la portulaca, una caciotta cagliata da noi, un pesto di erbe miste appunto dei nostri orti ed un tortino di sarde con peperoni gialli e rossi del Cavallino o litorale veneziano.